Ciao, oggi andiamo a creare un punto jar, che è un archivio compresso contenente le classi compilate, eventualmente le varie risorse dell'applicazione come il file audio, file video, immagini. Allora, vediamo come si fa. Qui abbiamo una semplice applicazione Java con un hello world, andiamo a compilarla. Dalla compilazione abbiamo ottenuto un punto class. Per creare invece un punto jar dobbiamo creare un file manifest.txt indicandogli dove si trova la classe contenente il metodo main. In questo caso abbiamo un unico file, quindi sarà app. Per creare invece il punto jar bisogna usare questo comando. Andiamo a copiare. Questo comando ha vari parametri: C per creare l'archivio, V per avere un verbose mode, cioè vedere delle informazioni aggiuntive mentre crea il punto jar, F per specificare il nome dell'archivio, in questo caso è il punto jar, M per includere il file.manifest. Andiamo a vedere cosa ha creato questo hello.jar. Per eseguire il programma utilizziamo quest'altro comando, indicandogli come parametro il nome dell'archivio.jar e il nome dell'applicazione, del file.main dell'applicazione, in questo caso app.